Conquistare il futuro. Nell'epoca del Covid, sul tavolo su cui si gioca il destino economico e sociale del paese, ci sono 209 miliardi di euro da investire per la ricostruzione. Numeri bollenti, un tema caldo affrontato all'Assemblea di Confindustria nel fine settimana e trattato ancora a Citemos, il Festival della Tecnologia per la Mobilità Sostenibile organizzato da Confartigianato, dove il sottosegretario all'interno, il vicentino Achille Variati, propone ai partiti una tregua, uno stop alle diatribe politiche per fare squadra. Quei 209 miliardi, che sono un quantitativo enorme, di cui almeno 70 miliardi per le politiche green, per la sostenibilità, dovranno essere spese nei prossimi anni e non possiamo sbagliare, devono essere spese per fortificare la nostra economia nell'ottica della sostenibilità. Quindi una risposta anche doverosa alle future generazioni e quindi bisogna essere insieme. Bisognerebbe almeno per un pochino, per qualche mese, lasciare il teatrino della politica, dimissioni del governo, elezioni, vogliamo andare, campagna elettorale, per metterci insieme e non sbagliare. Una cifra importante, irripetibile, da cui dipende molto del nostro futuro. Nel nord-est dei capannoni delle piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto economico veneto, oggi, nell'epoca del Covid, gli artigiani chiedono più che mai urgentemente un segnale da parte del governo e Achille Variati assicura che arriva un aiuto concreto. Un sostegno concreto, un po' in ritardo, ma concreto. 375 milioni per la cassa artigiana a livello nazionale, che significano 26 milioni e mezzo per il Veneto. Andranno agli artigiani, a quelli che hanno avuto un taglio enorme dei loro redditi. Dovevamo fare ciò, era giusto, era doveroso ed è avvenuto.